Vogliamo aprire la Bibbia? Leggeremo un passo dal Nuovo Testamento nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5, alleluia, fino al verso 10. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5, e poi leggeremo fino al capitolo 2, i primi due versi. Quindi prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5. Amen, avete trovato? Alleluia, credo che saranno proiettati anche i versi sullo schermo. Gloria a Dio. Inizio la lettura. A Dio sia la lode. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nell'oscurità, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figliuoli miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio, accomodatevi pure. Gloria al Signore. L'Apostolo Giovanni scrive questa lettera per tutti i credenti. Infatti è definita una delle epistole cattoliche, cioè universali, per tutti. La parola cattolico vuol dire universale. La parola è per tutti. Amen. Amen. Prima è per me, che la predico. Per quanti ascoltano, la parola di Dio è fondamentale, gloria a Dio. E l'Apostolo Giovanni dice, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, da Gesù. Ed è lo stesso messaggio che noi vi annunciamo. Gloria a Dio, perché il messaggio non è cambiato. Dai tempi di Gesù fino a oggi abbiamo lo stesso messaggio. Amen. Alleluia. Giovanni era stato un contemporaneo di Gesù, quindi è discepolo di Gesù, poi è diventato apostolo, ha visto con gli occhi, testimone oculare delle cose grandi che Gesù ha fatto, e quindi dice alla Chiesa come garanzia, noi abbiamo udito questo, il messaggio, e questo vi annunciamo. Qual è il messaggio? Si riassume così: Dio è luce e in Lui non ci sono le tenebre. Amen? Questo è il messaggio. Dio è luce e in Lui non ci sono le tenebre. Gloria al Signore. E perciò invita a camminare nella luce e non nell'oscurità, nelle tenebre. Amen? Amen. Le tenebre cosa sono? Assenza di Dio. Se vivi nelle tenebre, sei attratto dalle tenebre, e ti dico, non sei attratto da Dio. Le tenebre vogliono avvolgerti, ma sappi che Dio è luce. La luce sconfigge le tenebre. È vero? Amen? Quando in una stanza c'è buio, accendi la luce, le tenebre svaniscono, il buio non c'è più.
riesci a vedere. Gloria a Dio. E quindi è lo stesso messaggio che ha udito Giovanni e che ancora oggi noi predichiamo. Lo stesso messaggio: in Gesù c'è la luce, Dio è luce, Dio ha mandato il suo figliolo Gesù affinché l'umanità che giace nelle tenebre possa essere liberata dalla luce. Gloria al Signore. Ma qui ci parla l'Apostolo anche di comunione, avere comunione con Dio e avere comunione gli uni con gli altri, nella luce. Comunione significa letteralmente avere in comune qualcosa. Se abbiamo comunione l'uno con l'altro, abbiamo in comune qualcosa. Cosa? La luce, l'amore. Dio è luce, Dio è anche amore, è scritto anche, sempre in Giovanni, gloria a Dio. Quindi se abbiamo comunione, siamo in comunione anche con il Signore. Se siamo in comunione con Dio, siamo in comunione gli uni con gli altri. Amen. Alleluia. Quindi avere in comune qualcosa o qualcuno e comporta che cosa? Condivisione, partecipazione. I credenti abbiamo in comune che cosa? La fede, la grazia di Dio, lo Spirito Santo. Amen. E tutti i credenti affrontano un combattimento spirituale contro lo stesso avversario. È vero? Stando da soli hai una forza, ma è una forza, come dire, piuttosto limitata. Ma se siamo insieme, se siamo in comunione, abbiamo più forza. Perché combattiamo lo stesso nemico e abbiamo dalla nostra parte l'unico solo e vero Dio. Amen. Alleluia. Non si può essere in comunione con quanti respingono l'insegnamento del Nuovo Testamento, della parola di Dio, perché si disonora il Signore. Camminare nelle tenebre significa vivere lontano dalla carità di Dio e non avere un rapporto personale con Lui. Significa respingere la sua bontà e seguire il piacere egoistico e immorale. Questo significa vivere nelle tenebre, seguire quello che la carne desidera. E quello che la carne desidera è contrario a ciò che desidera lo Spirito. È vero? La carne ci porta verso l'immoralità. Dio invece ci guida alla santità. Gloria al Signore. Quanti vivono così, quindi nell'oscurità, nelle tenebre, non hanno comunione con Lui. Non possono avere comunione con il Signore e non sono nati da Dio. Quello che lo dimostra sono le azioni. Amen. Le azioni ci dimostrano se veramente siamo nati da Dio o no. Quanti invece hanno accettato il suo perdono hanno l'opportunità di essere in comunione con Cristo. Sperimentano il suo favore, il suo aiuto, la sua forza per vivere in santità e fare quello che è giusto secondo la volontà del Signore. Questo vuol dire camminare nella luce. E camminare nella luce significa credere e condursi nella verità di Dio. Questa verità è rivelata nella sua parola e si applica con il suo aiuto nella propria vita a vivere secondo la sua volontà. Chi ha comunione con Dio desidera vivere secondo la volontà di Dio. L'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo. È vero, lo dice? Ma è Cristo che vive ora in me. Cioè io non voglio più fare le cose che io Paolo voglio fare, ma prima di tutto voglio fare la volontà del mio Signore. Questo dovremmo fare tutti.
Gloria al Signore. Se diciamo veramente camminiamo nella comunione con il Signore, siamo in comunione con Dio. Alleluia. Ora, la parola di Dio che abbiamo letto ci dice che il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato e noi ci crediamo. Cosa si riferisce questa dichiarazione? Al processo continuo di santificazione nella vita dei credenti, perché noi sbagliamo sempre. Siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Non possiamo dire io non sono più un peccatore. Rimango un peccatore ma salvato per la grazia di Dio. Amen. Perché chi dice di essere senza peccato non è da Dio. Non c'è un uomo, una persona che possa dire io sono perfetto, io non sbaglio mai. Tutti pecchiamo, tutti sbagliamo, tutti abbiamo bisogno dell'amore di Dio, del suo perdono, della sua grazia e del suo sangue che ci lava e ci purifica da ogni peccato. Questo processo è continuo se noi siamo in comunione con Lui. Sbagliamo, non ce ne accorgiamo, sangue suo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Ma ci sono anche dei peccati volontari che facciamo, volontariamente, sappiamo che è peccato, che trasgrediamo la volontà di Dio e lo facciamo. Dio è così buono che può perdonarci anche da questi peccati, ma la condizione è se confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. Amen. Gloria al Signore. Allora, confessare i peccati non vuol dire mettersi accanto a qualcuno e raccontargli tutta l'immondizia che tu hai fatto. E poi quell'uno ti dirà, adesso, dopo che tu hai fatto questo, sì, hai peccato, però fai 4 volte la salita a piedi che conduce al monte dove c'è la Madonna e vedrai che sarai perdonato. Non c'è penitenza che possa permettere il perdono di Dio. È il pentimento interiore, è il dispiacere che si prova nella confessare, ma non all'uomo. Noi ci confessiamo davanti al Signore. A me? Signore, io ho sbagliato. Io ho peccato. Mi ricordate il figlio prodigo? Io ho peccato contro te, oh Dio, e contro mio padre. Ho peccato. Ho sbagliato. Quando si sbaglia, si sbaglia. Bisogna ammettere i propri errori. Ma quando si ammette il proprio errore, la Scrittura ci dice che la grazia del Signore viene in un modo miracoloso. Il suo sangue, il sacrificio di Gesù, ci lava, ci purifica da ogni peccato. Ma attenzione, non bisogna rifare lo stesso peccato. C'è un episodio nel Nuovo Testamento quando Gesù perdona i peccati ad una donna che da tutti era considerata una donna da nulla, volevano lapidarla, era una prostituta, no? Il Signore dice davanti a tutti: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutti non ebbero il coraggio di scagliare la prima pietra perché tutti erano peccatori come quella donna. Scapparono tutti. Poi Gesù si avvicina a quella donna e dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Non ci sono. Vai in pace, ma non rifare più lo stesso peccato che hai fatto prima. Sei perdonata, ma non rifare più. Adesso cambia, Amen? Amen. Alleluia. C'è una teoria che ho sentito, no? Che si può peccare, tanto il Signore ci perdona. Attenzione con quale facilità lo si dice e lo si pensa.
Gesù ha dato la sua vita, ha sofferto. E dobbiamo pensarci bene, prima di essere convinti anche noi di essere così superficiali. No, stiamo attenti. Se sbagliamo, siamo tutti uomini fatti di carne, sbagliamo. Gloria a Dio, chiediamo perdono al Signore e crediamo per fede che Gesù ci perdona. E poi continuiamo a camminare nella stessa via che è Gesù. Amen. Sapendo che non siamo perfetti, che possiamo cadere, e allora ancora una volta il Signore è così buono che ci lava, ci purifica da ogni peccato. Amen. Fino a che non giungiamo in cielo, vogliamo fare attenzione al nostro camminare. Amen. Camminiamo nella luce, come Egli è nella luce. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Nessuno può dire di essere senza peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di essere figli di Dio. Amen. Che valore ha la grazia di Dio in Cristo Gesù. Alleluia, qualcosa che non potremo mai ripagare. Non so tu, ma io mi sento sempre in debito con il Signore. In debito. Perché mi rendo conto di quanto ha pagato Lui per me. Lui che è giusto, non meritava. Ero io che meritavo, non Lui. Ma Lui ha preso il mio posto. Ecco, questo è quello che io sento. E questo che è biblicamente è l'insegnamento della parola di Dio. E Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui, cioè in Gesù, non perisca, ma abbia la vita eterna. Perciò questa consapevolezza non mi costringe, ma non so che termini usare, fa in modo che io stia attento. Io voglio arrivare in cielo. Vogliamo arrivare in cielo, amen? Alleluia, quindi camminiamo nella luce. Facciamo onore a Dio, onoriamo il Signore, onoriamo la Sua parola e non rendiamo vano il Suo sacrificio. La mia salvezza, la tua salvezza, la nostra salvezza, la salvezza del mondo, di tutti quelli che hanno accettato Gesù, è costato sangue, dolore, sacrificio, sofferenza a colui che veramente è giusto ed è senza peccato, Gesù Cristo il nostro Signore. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo ricercare questa bellissima comunione con Lui, perché da questa comunione bellissima che noi possiamo avere con Lui dipende la nostra comunione e la nostra gioia nel Signore di essere credenti, cristiani, di testimoniare, di servire il Signore. Questa diventa la nostra gioia. Amen. Poi tutto il resto noi non possiamo fare nulla. Tutto quello che ci darà il Signore da fare per la sua gloria lo faremo. Amen. Amen. Sapendo che non meritiamo nulla. Alleluia. Ma sapendo anche, avendo consapevolezza che a Dio va la lode e la gloria. Amen. Perché ci ha dato il suo figliolo Gesù. Amen. Perché è luce, è amore, ci ama, ci ha perdonati e continua a farlo. Gloria al Signore, alleluia. Detto questo, vorrei invitarvi a chinare il capo. Alleluia, vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo per un attimo pensare a quello che abbiamo letto, a quello che abbiamo meditato insieme. Alleluia. Come dice l'Apostolo Paolo, esaminate voi stessi.
Facciamo questo esperimento, esaminiamo noi stessi davanti a Lui e vedrete come il Signore ci benedirà, perché nell'esaminare noi stessi troveremo ancora la forza di dire grazie Gesù per il tuo sacrificio, per tutto quello che tu hai fatto e hai sofferto per me a causa mia. Gloria al Signore, alleluia.